Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, stiamo arrivando addirittura d'arrivo per il seminario di Neurojazz, quindi uno degli ultimi concerti stasera che vede sul palco quello che è uno dei momenti, una delle caratteristiche di Neurojazz, perché come vi ho spiegato in questi giorni, cosa succede a Neurojazz? Vengono dei ragazzi a studiare qua, si formano dei gruppi, gli insegnanti hanno modo di vederli suonare, sentirli suonare, quindi non solo nella classe di strumento, ma anche durante le prove di musica d'insieme, e quindi una delle borse di studio, delle tante borse di studio che si danno a Neurojazz è quella di formare, quella che serve per formare un gruppo, quindi un quartetto, un quintetto, un trio, come sarà questa sera. E quindi gli insegnanti riescono a individuare tra tutti gli allievi quelli che potrebbero essere appunto idonei a fare un percorso insieme, cioè un percorso di un anno, nell'ipotesi che si ritorni qua appunto a suonare o che noi riusciamo a trovare anche degli altri concerti o che loro stessi riescano a trovare degli altri concerti, quindi di formare questo gruppo, lavorare insieme con questa borsa di studio, quindi con dei denari che gli permettono di incontrarsi, perché normalmente non sono della stessa città, possono anche essere anche non solo di una città lontana, ma anche di regioni diverse. Quindi in questo modo, con questa borsa di studio, si riesce a farli incontrare. E così appunto avviene oggi con il Nugara Trio. Nugara Trio vuole essere un po', prendetela così un po' con le pinze, un po' la storpiatura di Nugoro. Quando mi chiamarono per dirmi, Salva, sai, noi stavamo pensando di chiamarci Nuoro Trio, ho detto, beh, però mi sembra un po' troppo riduttivo per voi, insomma, non perché non sia bello il nome, però trovate, ma com'era il nome antico di Nuoro? Gli ho detto, noi abbiamo cercato, abbiamo trovato Nuguero, Noguero, gli ho detto, no, aspetta, fermate il santo, non facciamo pasticci, già Nuoro non va bene. Quindi ho detto, si chiamava Nugoro o Nucoro nella versione proprio ufficiale, e quindi loro hanno rovistato un po' e hanno cercato e hanno trovato questo Nugara Trio. Perciò oggi sentirete quello che è appunto il prodotto di una borsa di studio di Neurojazz, cioè 3 ragazzi che vengono qua, studiano, si incontrano, lavorano insieme e portano qua su questo palco un loro repertorio, e credo che sia tutto originale quello loro. Questo pomeriggio invece abbiamo ospitato nello spazio della Casa Ruiu la presentazione del libro di Emanuele Cisi, che è A cosa pensi quando suoni, cioè un po' di sue elucubrazioni di tutto questo tempo, insomma, che lui ha passato a suonare e a studiare. Ha messo su un libro quelli che sono stati i suoi pensieri e appunto tutto quello che lui ha pensato prima di un concerto, durante, perché a un certo punto dice, beh, mentre mi concentro per fare delle frasi e le cose, mi viene in mente che, ma l'ho comprata da mangiare per il gatto, o l'ho pagata la bolletta. Ecco, queste sono più o meno le cose che in realtà passano nella testa di un musicista quando voi lo vedete ispirato, le cose, mannaggia, devo pagare la bolletta. Ok, questo succede. Quindi non vi intrattengo di più con queste stupidaggini e presento Francesco Negri al pianoforte, Viden Spassov al contrabbasso e Francesco Parsi alla batteria. Buon concerto. Questo non fa parte del concerto.
Sì, sì. Grazie. Buonasera a tutti. Nugara Trio, Francesco Parsi alla batteria, Francesco Negri al pianoforte e io sono Videns Passo al contrabbasso. Grazie. Allora, innanzitutto volevamo dire che è un'emozione unica essere su questo palco, perché per due motivi, perché le serie precedenti abbiamo visto dei musicisti pazzeschi esibirsi su qua a Nuoro Jazz e condividere, calcare lo stesso palco loro è assurdo per noi, è veramente bello, è veramente una figata per noi. E in secondo luogo è anche emozionante perché appunto, come diceva Salvatore, diciamo è l'atto conclusivo tra virgolette, poi vi spiego perché, di un percorso iniziato un anno fa quando appunto ci è stata assegnata la borsa di studio e che per noi è stato incredibile. Noi praticamente non ci conoscevamo quando ce l'hanno assegnata l'ultimo giorno, perché l'anno scorso l'edizione era molto più light, abbiamo fatto solo 4 giorni e ci siamo, diciamo, conosciuti l'ultimo giorno. Quindi durante l'anno abbiamo lavorato molto a distanza e ci siamo visti la prima volta intorno alla fine di marzo, vero? E in uno studio a Biella che abbiamo affittato per 3 giorni e abbiamo condiviso 3 giorni praticamente senza conoscerci. Abbiamo vissuto lì e abbiamo scritto i nostri primi pezzi. E tra l'altro è uscito fuori anche un concerto in streaming che è reperibile su YouTube se volete. E quindi stasera sentirete queste composizioni che ognuno di noi ha proposto agli altri componenti del gruppo. Abbiamo iniziato con questo bellissimo pezzo di Francesco Negri che si chiama Ancestral Call e adesso vorremmo farvi sentire invece una mia composizione che si chiama Cosmic Blues. Ci siamo un po' divertiti a prendere la forma base del blues ed espanderla, cercando un po' di raggiungere delle sonorità un po' appunto legate allo spazio, all'astronomia. È un titolo un po' abusato, Cosmic Blues, ce ne sono di artisti che hanno scritto con questo nome, però secondo me si addice bene al pezzo, quindi vi proponiamo Cosmic Blues.
Grazie. Quindi ci siamo ritrovati noi tre insieme, così dal nulla, e ci siamo ritrovati come tre persone appunto distinte, ognuno con la propria personalità, con il proprio carattere. È stato strano, nel senso, non è che abbiamo avuto modo di conoscerci magari in contesti normali, stringere amicizie, proprio siamo stati Videochiamata. in videochiamata. Sì, no, poi
proposito di videochiamate ne abbiamo fatte tante. E così dal nulla, appunto, senza aver avuto rapporti prima. Ci siamo ritrovati in questo studio a marzo e abbiamo detto wow, qua la cosa funziona. Yeah. E ognuno col proprio carattere, ed è anche quello il bello, anche perché non ci siamo messi un paletto sulle composizioni, nel senso ci sono alcuni brani che appunto hanno una sonorità più moderna, qualcun altro è più legato alla tradizione, addirittura abbiamo anche qualche brano più legato alla musica popolare, e a noi questa cosa è piaciuta, anche prendendoci un po' il rischio, nel senso, sai, magari non avere un sound definito può essere un po' fuorviante in certi aspetti, però noi ce ne siamo un po' fregati e abbiamo voluto fare musica, la musica che ci piacesse a tutte e tre. E questo è quello che sentirete stasera. Passo la parola anche al maestro Parsi, che ha qualcosa da dirvi. Allora, il prossimo brano è un brano che ho scritto io e ho finito di scriverlo pochi giorni prima di incontrare loro, e quindi io pensavo fosse perfetto per conoscerci. Ed è un brano che ho deciso di dedicare a Kenny Barron, che è uno dei miei pianisti preferiti al momento, che tra l'altro è stato pure qua nel 2017. Purtroppo io non c'ero, quindi non ho potuto incontrarlo, però mi sarebbe piaciuto molto. E niente, gli ho dedicato questo pezzo che si chiama Kenny's Present.
Grazie mille. Il prossimo brano che suoneremo è uno standard molto famoso nel mondo jazzistico ed è un pezzo che già la prima volta che lo sentii qualche tempo fa, un paio di anni fa, mi rimase subito addosso, non lo so, sentii che c'era qualcosa di speciale, uno di quei standard che mi è rimasto più impresso fin dal primo ascolto, ed è un pezzo scritto dal grande Ted Dameron. La versione più famosa è quella fatta con John Coltrane del 1957. E quindi l'ultima volta che ci siamo visti, questa volta invece eravamo a Genova a trovare Francesco, che è di Genova. Gliel'ho proposto e quindi abbiamo deciso di provarlo e di portarvelo stasera. Il pezzo si chiama On a Misty Night.
Buonasera a tutti. Quello che abbiamo appena sentito era un bellissimo brano composto dal nostro batterista Francesco Parsi, intitolato Falling and Rising. Invece il prossimo brano è un brano di mia composizione che si chiama Poem for the Sunrise, un brano dedicato alle albe, come si suggerisce il titolo. Grazie, buon ascolto.
Grazie, grazie davvero mille. E, ridendo e scherzando, noi siamo arrivati un po' all'ultimo pezzo perché alla fine ci siamo visti 3 volte, non è che ne abbiamo molti altri, però ce ne sono altri in lavorazione, no scherzo. Però quest'ultimo è molto lungo, se questo può compensare. No, prima all'inizio del concerto ho detto è il nostro atto conclusivo, tra virgolette. In realtà è atto conclusivo, nel senso fino a qua siamo stati accompagnati dall'ente Nuoro Jazz, da Salvatore, dagli insegnanti, ci hanno dato un sacco di consigli, ci hanno supportato e appunto stasera termina, tra virgolette, il loro supporto verso di noi, il loro aiuto. Dal punto di vista molto magari sulla composizione oppure sui consigli, però da qua in avanti io speriamo che questo sia l'inizio dei Nugara Trio. Noi speriamo prima della fine dell'anno di incidere questi pezzi che avete sentiti, questi ed altri che abbiamo in lavorazione, di proporlo in giro, di trovare magari qualcuno che crede anche nel nostro progetto, insomma, che abbia voglia di promuoverci, perché sappiamo che la musica, oltre a gioie, sono anche tanti dolori, ma quando trovi delle persone con cui fare musica, secondo me è giusto tenerseli stretti e rischiare e prendersi dei rischi. E io con i 2 Francesco mi sa che l'abbiamo trovata, ecco, quindi di questo io sono molto molto felice e speriamo appunto di avere un futuro. Ecco, questo lo spero caldamente. Quindi vi consiglio, vi invito a seguirci sulle nostre pagine social, c'è una pagina social Facebook, ce n'è una Instagram e speriamo che ci siano presto notizie da noi, ma ce ne saranno sicuramente. A questo punto io volevo ringraziare veramente dal profondo del cuore Salvatore e tutto l'ente musicale Nuoro Jazz, Angelo, Annalisa, tutto lo staff, gli insegnanti che ci hanno aiutato nel momento del bisogno, insomma, quando chiedevamo un consiglio, ecco, però è veramente importante per noi studenti avere questo tipo di supporto, quindi grazie ancora, grazie veramente, fate ancora un grandissimo applauso per questo festival che è meraviglioso. Grazie Salvatore, grazie a tutti. Spero di non dimenticare nessuno con i ringraziamenti. Datemi una mano perché io di tanto in tanto non mi ricordo le cose. Abbiamo ancora un pezzo nostro, è un pezzo che è una mia composizione. In realtà ero un po' titubante nel proporlo ai 2 Francesco, perché è un pezzo che si discosta abbastanza dalle sonorità jazz, ha una melodia, ha un ritmo proveniente soprattutto dalla musica popolare balcanica. E io sono di origine bulgara e insomma è un brano che dedico un po' alla mia terra. Si chiama The Dream of the Old Man, il sogno del vecchio uomo, perché da ragazzino avevo questa immagine, no? Andavo a trovare... Scusate, io parlo perché secondo me è una storia carina. Io andavo a trovare mio nonno in questo piccolo villaggio vicino a Sofia, piccolo ero, e avevo questa immagine di un vecchio signore che dorme sotto un albero, in questa distesa in mezzo alle montagne, tipica balcanica, no? E quindi, cioè, anche qua possiamo trovare un vecchio signore che dorme sotto l'albero, no? Però per me è rimasta impressa questa immagine, mi ricorda molto quegli anni. Quindi, e mi immagino questo signore vecchio con la faccia sciupata dalla vita, insomma, e che sogna. Tipo la mia, ecco. Tanto, no, non la racconto. Va bene. Grazie ancora, veramente. E The Dream of the Old Man.
cercato di... ce l'abbiamo.